Giacomo Lazzini per il Ponzacco, insomma, prestazione egregia da parte dei vostri giocatori, da parte della sua squadra, che dire, archiviata così la sconfitta di Poggi Ponzi. Ma noi venivamo da un periodo un po' così, dove ci mancava la vittoria, addirittura era 4 partite che non riuscivamo a far gol, e quindi sono particolarmente contento soprattutto della prestazione, perché credo che sia stata una bella partita anche da vedere. Abbiamo cercato di fare calcio, di giocare senza preoccupazioni, e credo che poi alla fine il risultato più giusto sia stato quello del pari, perché insomma abbiamo incontrato una squadra tonica che in casa ha quasi sempre fatto bene, quindi per ripartire per noi questo punto è un punto importante per acquisire quella fiducia che un po' ci è venuta a mancare in queste 4 partite, per finire questo campionato bene, perché sarebbe un peccato sprecare quello che abbiamo fatto nel girone d'andata, anche se poi è vero che siamo una squadra un pochettino diversa rispetto a prima, perché insomma abbiamo dovuto tagliare 2 o 3 giocatori importanti, quindi è chiaro che la rosa è questa, però insomma io credo che questa squadra possa fare anche grandi cose ed oggi l'ha dimostrato. Oggi abbiamo visto delle belle trame di gioco, ma anche qualche giocatore ritrovato come Vignali, autore di una bella prestazione soprattutto nel secondo tempo. Vignali è un giocatore straordinario, per noi è stato il valore aggiunto fino al 6 di gennaio, quando avevamo vinto l'ultima partita con la San Giovannese. Come tutti si è un pochettino perso, oggi specialmente nel secondo tempo ho rivisto il Vignali che conosco, e quindi io mi auguro che si possa riprendere il cammino che abbiamo interrotto. Delle volte fai le stesse cose di tutto l'anno e entri in un giro dove ti chiedi anche il perché. Io credo che questi ragazzi abbiano solamente bisogno di un pochettino di fiducia, e questa partita ce la deve dare, perché abbiamo giocato contro una squadra, secondo me, per questa categoria forte, specialmente davanti, con giocatori pericolosi, e quindi dai, sono contento. Infatti, ultima cosa, 2 squadre che sostanzialmente un pareggio giusto, che sono equivalse, ma entrambe volevano vincere. Anche il Ponzacco, insomma, dall'atteggiamento iniziale abbiamo visto che era venuto qua a fare 3 punti. No, noi se facciamo calcoli o ci difendiamo e basta, la partita la perdiamo, quindi oggi ragazzi ho detto ce la giochiamo a modo nostro. È chiaro che abbiamo rischiato tante volte, perché ripeto, Zuppardo, Golfo sono giocatori che bisogna sempre stare attenti, però credo che poi alla fine, visto, potevamo vincerla a un certo punto sul colpo di testa di Brega, che il portiere ha fatto una grande parata, però poi quasi al 90esimo sul rigore che ha sbagliato Zuppardo la potevamo perdere, quindi ripeto, dai, questa partita ci deve servire soprattutto per acquisire convinzione nei nostri mezzi che insomma un pochettino avevamo perso. Grazie mister, l'ultimissima cosa, comunque obiettivo finale è il raggiungimento di questi playoff comunque per il Ponzacco. In questo momento ora io credo che si debba andare per gradini, quindi prima cosa ci deve essere il fatto di mantenere la categoria. Una volta che raggiungeremo questo obiettivo potremo pensare a centrare il playoff, che per noi sarebbe un traguardo davvero importante, quindi ce la giocheremo fino alla fine, fino alla morte, con tutte le squadre, sapendo che, guardate anche i risultati di oggi, squadre spacciate, il Bastia pareggia con la prima in classifica, il Triestina dà 4 gol a Flaminia, quindi è un campionato difficilissimo e bisogna sempre stare al pezzo, e così bisogna fare. Lorenzo Coppi, grande prestazione della Pianese, si poteva vincere, si poteva perdere, alla fine si è pareggiato. Sì, penso che sia fatta un'ottima partita da parte di tutte e 2 le squadre. Penso che è venuto allo stadio oggi, si sia divertito, perché ho visto in continuazione capovolgimenti di fronte da parte di una e dell'altra squadra. Come hai detto te, si poteva vincere, si poteva perdere, alla fine forse il pareggio il risultato più giusto, però è chiaro che magari l'ultimo rigore nostro a pochi minuti dalla fine, insomma, ci poteva portare a questa vittoria, però è andata così. Penso e ripeto che magari noi abbiamo fatto un'ottima prestazione, quindi sono molto soddisfatto della partita che abbiamo fatto.
Sì, veramente oggi abbiamo visto tantissime emozioni, una Pianese così, merito anche di un avversario speculare che lottava a viso aperto. Sì, sì, no, sicuramente, ecco. Ponzacco è un'ottima squadra, lo sapevo perché fino a qualche mese fa lottava per stare proprio nelle primissime posizioni, anche se c'è tuttora, però insomma forse ora un pochino distaccato. Credo che ha un'intelaiatura importante, dei giocatori importanti, soprattutto davanti, sono bravi, come del resto anche quasi tutta la squadra, insomma, quindi era una partita difficile, però penso che la Pianese abbia dimostrato che anche oggi abbiamo fatto la nostra partita di fronte, ecco, sicuramente a un'ottima squadra, però anche noi non ci abbiamo niente da rimproverarci, insomma. Sì, infatti sembravano equivalersi le due formazioni, un punto bello e uno brutto della Pianese di oggi, nota positiva e nota negativa, secondo te qual è stata? Forse ho detto, il rammarico è la nota positiva sicuramente è il fatto che dopo aver preso il gol dopo pochi minuti c'è stata subito una reazione importante da squadra importante, da squadra vera. Il rammarico forse è il fatto non del rigore sbagliato da Liborio, ma forse di dover chiudere la partita prima quando loro erano alla ricerca del pareggio, erano un po' sbilanciati. In quell'occasione forse noi bisognava usare un po' di più. Un po' più cinicità ci vorrebbe. Andando a vedere il calendario, diciamo che non sorride la Pianese, perché ora ci sono 3 partite consecutive in trasferta, compreso il recupero di mercoledì contro un Flaminia dal dente avvelenato che oggi ha perso 4-1, poi c'è Gualdo, Siena e quando si rientra in casa il Rieti, insomma 4 partite da Cardio Palma. Sì, no, 4 partite dure, ma come del resto era dura oggi perché ce le mettiamo tutte. Però noi siamo la Pianese, quindi dobbiamo dimostrare in tutti i campi di essere un'ottima squadra, andiamo a giocarcela con tutti. Se giochiamo con questa intensità e con questa voglia di fare le cose, secondo me possiamo dar noia a tutti quanti.